Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto succede che è un periodo un po' interlocutorio, sono già arrivati i dati, poi li vediamo fra poco quando parleremo dell'emergenza coronavirus, dati che confermano una tendenza in crescita. Ci stiamo avvicinando nuovamente alle 10.000 persone attualmente positive al coronavirus nella nostra regione. Sono centinaia i nuovi casi, si sta cercando di capire a cosa sia dovuta questa situazione, se sia l'arrivo dell'autunno come si preventivava, se sia invece un assestamento dopo l'avvio del Green Pass. Insomma, sono tutti temi di cui parleremo con gli esperti. Delle notizie, di quel che accade in Veneto invece parliamo con i nostri giornalisti. Come sempre apriamo il giro, il tour dei collegamenti con Luisa Bertini, che vediamo in questo momento in centro, immaginiamo in centro a Vicenza. Luisa, tra l'altro un viale abbastanza trafficato. Dove ti trovi? Sì, mi trovo in via Vaccari e alle mie spalle l'edificio, proprio, non so se riuscite a vederlo, al di là della strada. Luisa, sì. Luisa, ti dobbiamo interrompere perché si sente veramente, abbiamo un audio veramente basso. Riusciamo a sistemare, ecco, magari avvicinando il microfono, perché col passaggio alle macchine non si sente niente. Riproviamo. Così riuscite a sentirmi? Siamo sempre un po' bassi. Proviamo Luisa. Se non va torniamo a riparlarne. Raccontaci. Alle mie spalle, io adesso sono in via Vaccari, alle mie spalle l'edificio che vedete diventerà la nuova sede del CEAV, che è il centro antiviolenze. Perché? Perché in periodo di Covid, come sappiamo, sono aumentate le violenze domestiche e questa vuole essere una risposta ulteriore a tutte le donne in difficoltà che si rivolgono al centro. Quindi ricordo anche che il territorio vicentino nel mese di settembre è stato proprio colpito da vicino, perché ci sono stati 2 femminicidi che ricorderemo, l'omicidio a Montecchio, così come quello di Noventa Vicentina. Vi do qualche dato proprio a proposito dell'acuirsi di questo fenomeno durante il Covid, perché da gennaio ad agosto 2021 il centro antiviolenza di Vicenza ha seguito 120 donne che, sommate con la sede che hanno ad Arzignano, sono 240, quindi 120 donne seguite qui a Vicenza, soltanto nel territorio di Vicenza. La maggior parte ha tra i 31 e i 50 anni, mentre 28 sono tra i 18 e i 30 anni. La maggior parte di loro, quindi 72, hanno figli minori e non sono economicamente indipendenti. Diciamo, il dato che un po' balza all'occhio è che 77 su 120 sono donne italiane, quindi a differenza, diciamo, di quanto si può immaginare. Allora Luisa, purtroppo il tema è interessantissimo, ma veramente abbiamo qualche problema di audio oggi. Riusciamo a sentire solamente in parte quello che dici. Comunque abbiamo ben compreso il tema della... adesso, finché la nostra collega si sistema, rifacciamo un po' il riassunto. Il tema è quello della violenza sulle donne. Naturalmente quest'anno è stato veramente un anno terribile, soprattutto in provincia di Vicenza, con, ricordiamo, gli omicidi, ma non solo, perché poi sappiamo benissimo, questo ce lo ripetono sempre anche gli addetti ai lavori, quando arrivano i dati della violenza, la violenza non è solo quella fisica, quella delle botte, quella addirittura di un omicidio, è una violenza che può essere anche psicologica, una violenza che può essere anche economica, un ricatto, una qualsiasi situazione che metta una donna in condizioni di non vivere appieno la propria libertà, la propria vita, e tutto questo è violenza. Quindi quando si parla di violenza sulle donne non si parla dell'omicidio, del caso eclatante, del caso limite, si parla di tutto quello che succede durante il giorno. E purtroppo ci dicono che quello che si vede, quello che emerge, quello che viene anche portato
all'attenzione di chi aiuta queste persone è la punta dell'iceberg. C'è un sommerso che è immenso, veramente impressionante, e l'unico consiglio che si può dare è: parlate, trovate qualcuno che vi ascolti, trovate qualcuno che raccolga la vostra situazione di disagio. Vediamo se riusciamo adesso a parlarne con Luisa. Luisa, riproviamo a sentire. Sì, prima anticipavo, alle mie spalle c'è il centro antiviolenza che sarà inaugurato verosimilmente a primavera, per cui l'amministrazione mette a disposizione 50.000 euro per recuperarlo interamente e sarà a disposizione di tutte le donne, come anticipavi tu, vittime di violenza, che può essere violenza non soltanto fisica ma anche appunto psicologica. Ripeto i dati, quindi da gennaio ad agosto 2021 il centro antiviolenza solo qui a Vicenza ha seguito 120 donne che sommate anche al centro antiviolenza di Arzignano sono 240, numeri in crescita dettati anche dall'emergenza Covid, ci diceva la responsabile, che ha acuito questo fenomeno. Delle 120 donne seguite, la maggior parte ha tra i 31 e i 50 anni, mentre 28 sono tra i 18 e i 30 anni. La maggior parte di loro, quindi 72, sono donne con figli per lo più minori e non sono economicamente indipendenti. Diciamo che da questa panoramica emerge anche un dato relativo alle nazionalità, quindi la maggior parte di loro è di fatto di nazionalità italiana, a differenza diciamo di quanto si possa immaginare. Molte sono le italiane che si rivolgono a questo centro, per lo più si rivolgono qua per aver subito maltrattamenti o violenze dal partner o dall'ex partner. Ovviamente questo centro fornisce accoglienza e ascolto e ovviamente segue con specialisti, con psicologhe, il percorso poi per riabilitare queste donne. Molto bene Luisa, allora il tempo è tiranno, quindi dobbiamo chiudere il collegamento. Ti chiedo, prima di lasciarti andare, se abbiamo già notizie di cronaca. Intanto quello che hai detto finora importantissimo, poi lo rivediamo nel TG Vicenza di questa sera con tutti gli approfondimenti e probabilmente anche tutti i contatti del caso, perché ovviamente parlare di questi temi vuol dire anche aprirli alla cittadinanza, alla popolazione, a chi dovesse avere un qualsiasi problema. Sappiamo che basta una telefonata per cominciare un percorso, quindi immaginiamo che stasera avremo anche tutte queste informazioni. Ma prima di lasciarti andare, dicevamo, ci sono già informazioni di cronaca per oggi? Al momento non c'è cronaca. Molto bene, allora Luisa, come sempre, se ci saranno altre notizie a Vicenza, non esitate a contattarci, le daremo in diretta al nostro TG. Ringraziamo la nostra collega, ringraziamo Simone Squarcina per la parte tecnica. Allora, dicevamo, abbiamo dati in crescita, fra un po' li vediamo, dopo la pausa pubblicitaria li vediamo. La situazione non è semplicissima, perché comunque la tenuta degli ospedali è in questo momento indiscutibile, non ci sono picchi, non ci sono esplosioni di ricoveri, tantomeno in terapia intensiva. C'è ovviamente una pressione sulla sanità, ma è più o meno costante, con dei piccoli cali e delle piccole risalite ormai da settimane. Quello che sta crescendo sono invece i dati del coronavirus, i dati dei contagi veri e propri. Dicevamo, sentiremo dagli addetti ai lavori, dagli esperti, se tutto questo è dovuto a un assestamento della vita quotidiana con l'istituzione del Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, oppure se è quello che è stato annunciato più volte anche dai medici, ovvero una probabile recrudescenza con l'arrivo dell'autunno, della brutta stagione. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, perché sta entrando in studio anche un ospite con la quale parleremo qui delle varie situazioni che si sono create, perché è un ospite che ha una doppia valenza per noi, ma ve lo presentiamo fra un paio di minuti, quindi andiamo in pubblicità. State con noi perché torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in onda in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo appena parlato con la nostra redazione di Vicenza che ci ha raccontato di un progetto che porterà all'istituzione di una nuova sede per il centro antiviolenza, per uno dei centri che raccolgono il grido di dolore, le richieste di aiuto da parte di donne sottoposte a violenza, che ricordiamo può essere di ogni genere. E poi parte un percorso, come dicevamo, quello che emerge è solo la punta dell'iceberg, in realtà il sommerso è molto molto più importante e il consiglio è sempre quello: parlatene, trovate un punto di riferimento, trovate qualcuno che vi aiuti. Ce lo stava dicendo anche Morena Martini, sindaco di Rossano Veneto, che abbiamo qui in triplice veste a questo punto: sindaco di donna, di insegnante, perché parliamo anche delle ricadute del Covid sulla scuola, e di sindaco. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a tutti e per molti buon pranzo. Sindaco, dicevamo, prima di tutto parlavamo della violenza sulle donne. Quest'anno è stato un anno veramente orribile, soprattutto in provincia di Vicenza. Abbiamo visto dagli omicidi fino a violenze perpetrate quotidianamente. È stato un anno molto complicato. Secondo lei è la pandemia che ha acuito questa situazione? Ma allora, diciamo che gli studi ci dicono di sì, le analisi che sono state fatte ci dicono che la pandemia in un certo qual senso ha contribuito all'acuirsi di situazioni già difficili all'interno di famiglie con delle fragilità. E quando parlo di fragilità non intendo solo fragilità di tipo economico, perché abbiamo purtroppo anche visto che le violenze psicologiche, economiche, le manipolazioni da parte soprattutto di uomini avvengono anche in famiglie con un tenore di vita molto alto, quindi queste fragilità non guardano in faccia a nessuno. Plaudo all'iniziativa della città di Vicenza per questo centro antiviolenza, però mi permetta di sottolineare due cose importanti che fanno capo a un senso di dovere civile. La prima è che molto spesso queste donne che si avvicinano ai centri antiviolenza perché si sentono in qualche modo più sicure e perché non hanno ancora avuto il coraggio di andare dai carabinieri, perché ricordo a tutti che una donna che viene usurpata, violentata, manipolata, che ha problemi anche di natura economica e quindi anche un tipo di sopruso psicologico, difficilmente va subito dai carabinieri per moltissime ragioni, perché nel suo intimo prima di denunciare la persona che ama le prova tutte e quindi si avvicina giustamente a questi centri antiviolenza, centri che però a volte non sono in connessione con noi sindaci. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che spesso noi sindaci non veniamo a sapere il nome di queste donne, di queste ragazze dai centri antiviolenza che ne tutelano la segretezza, ma lo veniamo a sapere in momenti molto tardivi, magari proprio nei colloqui che abbiamo con i carabinieri quando ci rendono edotti di quello che è capitato. Allora io vorrei rassicurare il personale che è all'interno di questi centri antiviolenza: se andate a parlare con il sindaco del paese della donna, non è che violate la privacy della donna, perché in quanto pubblico ufficiale siamo tenuti al segreto, ma possiamo avere delle informazioni in più tramite i servizi sociali, tramite la conoscenza del territorio, sul fatto che conosciamo magari la famiglia e quant'altro, che possono aiutare la donna ad uscirne prima e ad uscirne meglio. Quindi a volte la segretezza, che in questo caso, se parlate con il sindaco, non viola la privacy, è una barriera e non è un aiuto. La seconda cosa la riferisco come un'accusa forte a chi vede e non parla. Allora, come ho avuto spesso modo di dire, se io vedo una persona che ruba e mi giro dall'altra parte e non vado a denunciare questa persona, sono colpevole allo stesso identico modo. Sono correo di quello che sto vedendo e che non sto denunciando. Quindi se siete a conoscenza che una ragazzina viene disturbata da qualcuno,
che una donna viene violentata, viene osteggiata, subisce violenza e non denunciate, non andate a fare anche un semplice esposto dai carabinieri, siete correi di questa violenza e non potete girarvi dall'altra parte, non dovete sottrarvi a quello che è un senso civico che dovrebbe essere normale e invece purtroppo in tanti, troppi casi ravvedo una omertà che non pensavo fosse diffusa nel nostro Veneto e nei nostri paesi. Quindi quando mi vengono a raccontare tante cose, mi dico ma sai, quella è anche tanti anni fa, dico scusa, ma tu lo sapevi e non l'hai denunciato, tu hai visto? E no, ma io mi faccio gli affari miei. No, non sono affari tuoi, perché quello che è capitato a quella donna, a quella ragazza, poteva capitare anche a tua figlia, a tua moglie, a tua sorella, quindi il fatto di denunciare subito impedisce alla persona che commette il reato di perpetuarlo, perché comunque viene segnalata, comunque viene fermata, comunque si avvia un procedimento e tante volte il farsi gli affari degli altri salva la vita agli altri, quindi nel nostro meraviglioso Veneto e nelle nostre bellissime comunità il girarsi dall'altra parte diventa un delitto ancora più efferato. Possiamo dire che si tratta delle due facce della stessa medaglia. La medaglia è il tessuto sociale del Veneto. Da una parte c'è la necessità di parlarne all'interno del tessuto sociale, dall'altra c'è proprio l'esigenza di parlarne, quindi un modo di fare comunità che va forse un po' che deve superare forse quelle che sono i retaggi del passato, soprattutto certo. nei piccoli paesi. Allora, Sindaco, tema importantissimo, complicatissimo, di cui potremmo stare qui a parlare per giorni, ma soprattutto più che parlare, prima bisogna parlare, poi bisogna fare. L'invito, come dicevamo, è sempre quello di parlarne, non solo le vittime ma anche tutti gli altri. Passiamo al tema del momento, coronavirus. Abbiamo giusto un minuto prima di andare in pubblicità. Qual è la situazione del suo osservatorio privilegiato di Primo Cittadino? Allora, parlo per Rossano. Per Rossano in questo momento abbiamo 16 casi di positività e io spero sempre di leggere numeri inferiori, perché eravamo arrivati ad averne 0, poi 5, poi 16 casi di positività e sono tutti casi di persone che non si sono vaccinate. Sarà un caso? Ma non credo sia un caso. Sono tutte persone comunque sopra i 30 anni e quindi l'allerta continua ad essere alta. Per quanto riguarda la scuola, è giusto, noi abbiamo questo obbligo del Green Pass, io sono favorevole, lo dico tranquillamente, lo dico anche alle colleghe che invece la pensano in modo diverso dal mio e si tamponano ogni 2 giorni, però abbiamo delle classi a casa, per esempio, quindi delle classi in quarantena ci sono nella mia scuola, ci sono a Rossano, ci sono anche in altri comuni, quindi il perpetuarsi di persone che comunque diventano positive fanno sì che a cascata i figli possano rimanere a casa perché a contatto con delle positività. Io spero veramente che ci sia un ripensamento anche da parte di chi finora non si è vaccinato e plaudo alle iniziative governative che hanno tenuto duro in questo caso su queste richieste. Mi permetta però anche qua di dire quello che penso, non sono ipocrita e lo sanno. Io mi sono vaccinata cosciente di farlo e farò la terza dose se si ritiene necessario che io la faccia. E non insulto chi non si vaccina. È una scelta che io non condivido, ma non mi sento di insultare chi si vaccina o chi è contro il Green Pass, ma pretendo che i non vaccinati non ci insultino e che i non possessori di Green Pass non se la prendano con noi. Quindi tutta questa violenza, anche verbale, che leggo sui social, che esce quando le discussioni diventano un po' più accese, da parte di chi ha deciso di non vaccinarsi, da parte di chi ha deciso che questo
virus è un'invenzione mondiale per metterci i microchip in testa, io non le accetto e anzi li inviterei ad una riflessione importante per ritornare sui propri passi. E trovo ancora più disdicevole che colleghi con cariche politiche importanti, ma fossero anche solo semplicemente dei sindaci o dei consiglieri comunali, utilizzino il fatto del non vaccino o del vaccino a scopo elettorale o a scopo di consenso di voti, cioè si è formato il partito dei no Green Pass e del no vaccino. Io farei una riflessione seria, perché rischiamo di consegnare l'Italia nelle mani di persone che non meritano. Con questa riflessione sappiamo che Morena Martini non le manda a dire, anzi è il bello di avere un sindaco come lei che viene qui in studio e non le manda certo a dire a nessuno. Allora adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, abbiamo ancora tanti temi di cui parlare, abbiamo ancora molti servizi da vedere, primo fra tutti il tema del Covid nelle scuole, ne parliamo fra pochissimo, state con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Noi siamo pronti per andare in collegamento con Padova, dove c'è Francesco Rattai che ci aspetta, ma prima insomma ringraziamo e salutiamo il sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini, per essere stata... Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti, vi porto nel cuore, ci vediamo presto. Ci vediamo sicuramente presto, anche perché abbiamo molti temi di cui parlare con Morena Martini in quanto sindaco, in quanto insegnante e naturalmente come abbiamo fatto all'inizio di questa puntata in quanto donna, perché il tema della violenza sulle donne è sempre da tenere in primo piano, non bisogna mai dimenticarsi di quello che sta succedendo. Grazie. Allora, ringraziamo il sindaco. Grazie. E andiamo invece a Padova, dove c'è il nostro Francesco Rattai che ci aspetta per aggiornarci sulle ultime novità padovane. Buongiorno Francesco. Buongiorno Ferdinando, in realtà io vorrei iniziare raccontandovi le ultime novità sul tragico incidente di Rovigo di ieri, un incidente che ha scosso in maniera devastante tutta la comunità rodigina. Al momento c'è un ragazzo in ospedale, la notizia bella, se possiamo dirla, una piccola luce in un momento veramente di buio e di sconforto, è che il ragazzo è fuori pericolo di vita. Resta ancora grave, resta ancora in ospedale, ma i medici sono ottimisti, quindi c'è una piccola speranza, come dicevo prima, una luce che si accende, perché da ieri sono calate veramente le tenebre, non c'è mai stata l'alba probabilmente a Rovigo, perché questo incidente che secondo gli inquirenti è dovuto molto probabilmente alla velocità con cui andavano questi 4 ragazzi su questa Ford Fiesta, su questa Ford Ka, scusatemi. Le salme erano sotto sequestro, sono state fatte le analisi, le autopsie, adesso sono state restituite le salme alle famiglie, quindi non è stata fissata la data dei funerali, ma molto probabilmente saranno a breve i funerali, perché non si capisce ancora però se i funerali saranno di tutti e 3 i ragazzi insieme o si terranno in 3 chiese separate. Questi ragazzi erano veramente ben voluti da tutti. Chi li descrive parla di loro dicendo che dove c'erano loro c'era felicità, c'era allegria, c'era festa. Pensate, 2 di loro hanno militato anche nel Rovigo Calcio, che in questo ha fatto richiesta alla federazione di poter giocare la prossima partita di Coppa Veneto contro il Borgo Veneto sabato prossimo facendo un minuto di silenzio, appunto per ricordare queste giovani vite spezzate. Sempre sabato c'è una mobilitazione che è partita dalla rete per far sì che per fare una fiaccolata in centro a Rovigo. L'appuntamento è alle 8 di sera, sono molte le adesioni che stanno
arrivando appunto per questo ricordo di questi 3 ragazzi che sono scomparsi. Francesco, ti interrompo un attimo perché abbiamo visto che avete già preparato un servizio come redazione sull'aggiornamento di questo incidente. Alcune notizie ce le hai date tu, però lo farei vedere così vediamo anche qualche immagine di quello che è successo, qualcosa di quello che avete raccolto con la redazione sul posto. Quindi mandiamo il servizio sull'aggiornamento dell'incidente di Grignano, poi torniamo con Francesco per le altre notizie da Padova. Non è in pericolo di vita il sedicenne che era a bordo della Ford Ka che si è schiantata contro un albero lungo la provinciale 27 a Grignano, frazione di Rovigo, in cui purtroppo hanno perso la vita 3 suoi amici. Le sue condizioni sono ancora gravi, ma i medici sono ottimisti. Probabilmente a salvarlo il fatto che avesse la cintura legata, promessa che il giovane sembra avesse fatto alla fidanzatina. Dai rilievi della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente emerge che la vettura stesse percorrendo la strada ad alta velocità, carambolando prima sul guardrail, poi finendo la propria corsa tragicamente su un albero a bordo strada. Non è stata ancora fissata la data dei funerali dei 3 ragazzi, che con tutta probabilità saranno in 3 chiese diverse. Anche il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, aspetta la data dei funerali per concordare con le famiglie il lutto cittadino. Il Rovigo Calcio, squadra in cui avevano militato 2 dei ragazzi scomparsi, ha intanto chiesto che sabato venga rispettato un minuto di silenzio prima della partita di Coppa Veneto contro il Borgo Veneto. Allora, abbiamo visto un po' il riassunto di questo, veramente di questo avvenimento, una tragedia incredibile che ha colpito tutta la comunità, ma ha colpito tutto il Veneto, perché fatti come questo poi restano nella memoria, anche perché era un po' che non accadevano simili situazioni che sono accadute purtroppo tante volte fra la provincia di Rovigo, quella che è poi identificata come la Bassa Padovana, per una serie di situazioni spesso legate alla conformazione delle strade, alla presenza di platani lungo le arterie principali, anche un fattore climatico con nebbie e umidità che arrivano prima e in modo più incisivo rispetto ad altri luoghi. Naturalmente tutto questo poi va messo in prospettiva con il fatto che ogni incidente ha una storia a sé, quindi non possiamo naturalmente andare a parlarne in questo modo, però purtroppo 3 morti sono un bilancio veramente devastante, non solo per la piccola comunità ma per tutta la regione. Torniamo da Francesco Rattai per capire, Francesco, allora posto questa notizia di cronaca, che aria tira a Padova? Abbiamo visto che i dati sono un po' in crescita, poi li vediamo insieme ai nostri telespettatori, ma la sanità regge, ogni tanto c'è qualcuno che entra in terapia intensiva e ne nasce poi una notizia da quelle parti. C'è paura? Allora, Ferdinando, la situazione è seria ma non è grave, come dicevano. È vero, è un dato inconfutabile, i contagi stanno leggermente risalendo. È vero anche che le terapie intensive non sono sotto stress e anche i ricoveri in ospedale non destano preoccupazione. Quindi l'allerta è sempre alta. Devo dirti che io vedo, lo potete vedere anche voi, noi siamo qua in Piazza del Santo, all'angolo con Beato Luca Belludi, la gente tendenzialmente usa le mascherine, si tornano a vedere i turisti e questo è un bene, perché per tutto il comparto sia di cittadino ma anche il comparto delle terme e il comparto dei colli. Questo è dopo 1 anno e mezzo di sacrifici, perché sono stati veri e propri sacrifici da parte di aziende e lavoratori che si vedevano chiaramente senza la possibilità di avere un lavoro e senza la possibilità di accogliere i turisti, quella che è la vocazione soprattutto di certe zone. Tornando per quanto riguarda i dati del Covid, ripeto, la situazione è costantemente monitorata dall'azienda ospedaliera, ci fanno sapere appunto che ci sono questi rincari e non sono sottovalutati, questo bisogna
bisogna sottolinearlo con l'evidenziatore, perché questi contagi ci sono, però non destano preoccupazione. Per ora quella che viene chiamata variante Delta Plus, che si sta sviluppando in Inghilterra, non è stata riscontrata sul nostro territorio. Questo ci hanno confermato le fonti a nostra disposizione. Allora Francesco, io approfitto che abbiamo parlato anche di turismo, sappiamo che Padova è una città turistica, ma non è il solito turismo, possiamo dirlo, perché anche la presenza del santo, insomma c'è un turismo anche religioso decisamente importante. Poi con i blocchi degli anni scorsi, e noi abbiamo mandato in onda la festa del santo proprio per arrivare a chi non poteva andare a Padova, insomma si muove qualcosa. C'è un lancio d'agenzia dell'ANSA che dice che saranno 10 milioni, oltre 10 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio in occasione del ponte di Ognissanti. Il 90% di questi rimarrà in Italia, qualcuno se ne andrà all'estero e gran parte di quelli che resteranno in Italia andrà nella regione di residenza, e le città d'arte sono la meta prediletta di questo ponte. Addirittura uno su 3, 1 su 4 dei viaggiatori che si metteranno in moto andranno nelle città d'arte. Immaginiamo che Padova da sabato a lunedì, poi magari qualcuno allungherà anche qualcosa di più, sarà, se non presa d'assalto, però rivedrà il pubblico cosiddetto delle grandi occasioni. Immaginiamo anche la Basilica del Santo, in generale tutta Padova, anche perché le mostre padovane, insomma le iniziative culturali padovane sono ben note. Di questo spostamento importante durante il ponte di Ognissanti è contenta anche Federalberghi, l'associazione di categoria dice che torneranno a riempirsi gli alberghi, quindi te la passo come notizia di servizio, poi magari la approfondiamo in salsa padovana, però immaginiamo che già qualcosa si stia vedendo, ci dicevi. Sì, si vede soprattutto nel fine settimana, la città è tornata a rivivere, si sentono accenti e lingue che non sono quelle del luogo. So che è anche una banalità dirlo, ma tutto il Veneto e tutta l'Italia ha dei gioielli che possono essere riscoperti, e probabilmente il fatto di non essere potuti andare all'estero in questi mesi ha spinto molti ad andare a vedere quello che è più vicino a loro. Molte camminando, anche solo camminando per strada, appunto si sentono accenti da tutta Italia. Poi chiaramente noi qua siamo sotto il santo e sappiamo tutti che la venerazione che c'è per Sant'Antonio non ha confini. Certo. Quindi qua è molto più facile, ma anche in centro c'è stato anche un boom di accessi alla Cappella degli Scrovegni che, ricordiamolo, è rientrata nel patrimonio dell'UNESCO per i cicli pittorici del Trecento. Qua vicino c'è anche uno di questi cicli che è l'oratorio di San Giorgio. Io invito tutti quanti ad andarlo a vedere perché è qualcosa di incredibile, è arte che avvolge tutti i sensi, perché riempie gli occhi di bellezza ed è incredibile il patrimonio che abbiamo. Molte volte lo diamo anche per scontato, so di dire una banalità, ma andate a vedere le cose vicino a casa perché ne abbiamo veramente tante. Non è affatto una banalità, è un bel invito, un bello spot tra l'altro per Padova. Magari sentiremo, organizzeremo con tutti i nostri collegamenti, se ognuno dei nostri giornalisti ci consigliasse qualcosa di bello da vedere nella sua città di riferimento, di lavoro o in cui vive, insomma secondo me potrebbe avere delle belle proposte. Francesco, intanto quando volete io riesco a raccontarvi un po' di cose, se posso, nel mio piccolo. Mi fa piacere far scoprire una città che è veramente ricca di angoli. Per esempio adesso ve lo faccio vedere, scusate un momento. Adesso. Questa è Piazzetta Colbe. Sì. Se voi guardate sui lampioni, me ne sono accorto proprio oggi, adesso provo a attraversare la strada per avvicinarci, guardate i draghi, io non li avevo mai notati. Si vedono in piccolo, ma si vedono, comunque la risoluzione è abbastanza buona.
e anzi potrebbe essere un bel invito per chi passa da quelle parti di alzare lo sguardo alla magnificenza del santo, ma anche ai dettagli. I dettagli fanno la differenza, soprattutto in questo periodo in cui ci siamo disabituati a guardare ai dettagli. Allora Francesco, abbiamo visto i draghi del santo. Scusate, ci tenevo a farveli vedere. È stato veramente interessante. Allora Francesco, facciamoci il nodo al fazzoletto. D'ora in poi magari, se non in tutti i collegamenti, ma ogni tanto riceveremo degli inviti dai nostri colleghi ad andare a vedere, o magari, come si suol dire, ad alzare lo sguardo per vedere qualche drago che non avevamo visto prima. Francesco, la pubblicità incombe, quindi noi ti ringraziamo per questo collegamento. Se ci sono altre notizie, ovviamente Francesco Ratai ci chiamerà da Padova per darcele in diretta. Sappiamo poi però che c'è anche Chiara Gaiani che ci chiamerà per la cronaca padovana e per altre notizie più locali. Quindi adesso, con la regia di Fabio Verin e Renzo Rigon, facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi però state con noi perché torniamo davvero fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Facciamo un rapido riassunto delle puntate precedenti per iniziare a parlare del Covid. Sentiamo che cosa aveva detto il governatore Zaia sul tema di questa recrudescenza del virus. Quando tu hai 539 persone positive nelle 24 ore, significa che il virus c'è nella comunità. Allora, qual è la preoccupazione? È che non si abbassi la guardia. Il presidente della regione Zaia torna a parlare ai veneti dalla sede della Protezione Civile e lancia un appello a non abbassare la guardia. Il virus continua a circolare ed i contagi negli ultimi giorni sono in crescita. Colpi di coda non ne possiamo escludere. Non vorrei che qualcuno pensasse che è finita. È altrettanto vero che la vaccinazione sta funzionando. Lo testimoniano i ricoveri ospedalieri che riguardano per la stragrande maggioranza i non vaccinati ed ora l'appello è per la terza dose riservata al momento ai fragili, al personale sanitario e a tutti gli over 60. L'appello che faccio a tutti i sessantenni che hanno avuto l'ultima dose da 6 mesi, quindi si sono trascorsi più di 6 mesi della seconda dose, valutino nella loro libertà decisionale, perché è accesso volontario, di farsi la terza dose. Zaia è convinto che entro la fine dell'anno la terza dose verrà estesa anche a chi ha meno di 60 anni. Nel punto stampa di oggi la dottoressa Russo ha fatto poi il punto sull'incidenza del Covid nelle scuole del Veneto, una situazione abbastanza sotto controllo, ha detto la direttrice della prevenzione regionale, anche se nell'ultima settimana i casi sono in aumento. Dal 15 settembre ad oggi ci sono stati 2.327 studenti positivi su 800.000 totali e 141 positivi su 107.000 tra il personale scolastico. Continua intanto il piano di monitoraggio nelle classi dai 6 anni in su, dove si sia accertato un solo alunno positivo. I compagni, dopo il tampone negativo, tornano in classe, ma con delle prescrizioni particolari. Cioè si raccomanda ai soggetti che tornano in classe ma sono stati nella classe dove c'era il positivo di avere un comportamento responsabile che dipende dal bambino, dal ragazzo, ma dipende anche dalla famiglia. Quindi niente feste, niente centri sportivi per quei 10 giorni. Se invece i positivi sono più di uno, la classe va in quarantena, tutti a casa dunque per 7 giorni se vaccinati, per 10 se non vaccinati. Questa settimana ci sono 4.848 studenti in quarantena e oltre 5.000 in monitoraggio. Vediamo un esempio di questa situazione. C'è un focolaio Covid, diciamo uno dei vari che sono stati segnalati in provincia di Belluno, scuole chiuse fino al 2 novembre. Covid-free durante la prima ondata, il comune di Longarone dallo scorso autunno in poi ha conosciuto tempi difficili a causa di Covid-19. Oggi la località di Castellavazzo riporta il territorio longaronese alla ribalta per un cluster diffuso all'interno della scuola elementare dell'infanzia che ha costretto il sindaco ad emettere un'ordinanza di chiusura dell'edificio almeno fino al prossimo 2 novembre. Penso che sia una scelta responsabile e doverosa. Adesso il numero dei positivi è salito a 33, abbiamo anche oltre un 110 persone che sono in quarantena, quindi in isolamento. Ci sono
sono tutte le condizioni per chiudere l'istituto, per sanificarlo e sperare di poterlo riaprire il 2 di novembre. L'ULSS Dolomiti con il team scuola e al lavoro per l'attività di contact tracing esteso all'ambito familiare degli alunni e degli insegnanti della scuola. Al momento 220 persone sono state monitorate e per alcune l'esito è ancora pendente. È stato un po' un fulmine a ciel sereno che però va affrontato, perché in questo momento abbiamo il dovere di affrontare anche questa situazione difficile. Continuare a tenere il distanziamento e le precauzioni igieniche di sempre, la modalità più semplice per evitare il contagio, dice il primo cittadino. Forte il suo richiamo alla vaccinazione. Io lo considero questo l'unico strumento possibile per riuscire a superare questo momento così, diciamo, non drammatico come lo era un anno fa, ma non dobbiamo pensare di tornare a quei livelli perché la paura è tanta. Quindi questo è l'appello che faccio ai miei cittadini longaroni di tutta la provincia di Belluno, di tutto il nostro paese. C'è bisogno sicuramente di serrare le file perché ci stiamo avvicinando all'inverno e non possiamo sicuramente permetterci di avere un inverno come quello dello scorso anno. A Vicenza, proprio per restare in argomento, c'è il monitoraggio sulle scuole sentinella da parte dell'ULSS Ottoberica. Vediamo com'è andata. Tutti negativi i test salivari delle scuole sentinella dell'ULSS Ottoberica, coinvolte dallo screening esteso in tutte le ULSS regionali. Test gratuito e volontario per sorvegliare la circolazione del virus nelle scuole attraverso campioni raccolti su gruppi di studenti. Ieri i primi ragazzi all'Istituto Comprensivo di Valdagno, con le 2 elementari Ponte dei Nori e Manzoni e la media Garbin. Il laboratorio ha ricevuto 121 campioni, solo 9 non idonei per una quantità di saliva non sufficiente. Gli altri 112 campioni, tutti risultati negativi. E poi diciamolo, questi bambini sono stati bravissimi perché di solito è un 20%. Esattamente, quindi solo il 7% non è idoneo, per noi è un risultato molto buono. Si procede a step con circa 150 test al giorno per permettere al laboratorio di microbiologia del San Bortolo di processarli mano a mano. Ma ecco come funzionano i test autoeseguiti a casa, che vengono consegnati a scuola e poi ritirati dall'ULSS. Si tratta di un semplice lecca-lecca. Il bambino prende, svita il campione, la provetta, tira fuori questo lecca-lecca che tiene in bocca per 1 minuto, in modo che si impregni di saliva. Dopodiché ripone questo lecca-lecca nella provetta e viene portato in laboratorio. Test che ha la stessa valenza di quello molecolare e non è invasivo, adatto a queste fasce d'età. Pertanto l'auspicio è che il bacino dei volontari possa ampliarsi. Come ULSS di Vicenza aderiamo con un campione di circa 900 studenti distribuiti tra i 6 e i 14 anni di 2 plessi scolastici, uno di Valdagno e uno di Vicenza. Quindi un campione ragguardevole che verrà testato circa ogni 15 giorni. Domani e venerdì sarà la volta del comprensivo Vicenza 7 con le 4 elementari De Amicis, Pasini, Pertile e Rodari e le 2 medie. Questa era la situazione per quanto riguarda la provincia di Vicenza. Sappiamo che in giro per il Veneto invece ci sono altre ULSS, altre scuole che hanno qualche problema, c'è qualche classe in quarantena, la situazione è comunque sotto controllo. Si sapeva che visto anche l'arrivo dell'inverno, dell'autunno, scusate, potrebbero esserci stati dei problemi. Adesso proprio su questo argomento vediamo un focus sulle altre malattie da parte dell'ULSS Padovana, perché è boom di malattie respiratorie nei bambini. Il servizio aggiornamento dati Covid. 212 positivi in più in una settimana, Padova prima provincia del Veneto per numero di contagi. Si conferma la tendenza al lieve peggioramento dei dati già notato 7 giorni fa dall'osservatorio dell'azienda ospedaliera di Padova. I contagiati sono soprattutto adulti nella fascia tra i 30 e i 65 anni. Stabile il numero di ricoveri con 48 persone in questo momento in ospedale, il più anziano 97 anni, il più giovane 15. Si è stabilizzato
confermato un po' il dato che abbiamo visto la settimana scorsa, e cioè di una presenza importante dei nuovi ricoveri in ospedale, una presenza importante di casi attualmente positivi nella nostra comunità. Per carità, non ci preoccupiamo, ma siamo molto più attenti di qualche settimana fa. 11 le persone ricoverate in terapia intensiva, 7 sono non vaccinati con gravi patologie pregresse, 4 non lo sono. Le 4 persone non vaccinate sono tutte persone giovani e che stavano bene in terapia intensiva. Esatto, sono persone che hanno un'età media attorno dai 56 ai 60 anni, quindi persone molto giovani, non vaccinate e che stanno rischiando con la vita. 298 gli accessi al pronto soccorso pediatrico in questa settimana con sintomi Covid, 2 soli i minori risultati positivi, ma i medici stanno affrontando un'impennata di infezioni respiratorie nei bambini. Stiamo assistendo a partire dal fine di settembre, primi di ottobre, a veramente una accelerata ripresa delle comuni infezioni respiratorie del bambino, quelle che usualmente vediamo a partire dal tardo autunno, inverno, inizio primavera. Tutti i virus sono ricomparsi, e tra questi quello che maggiormente appunto ci preoccupa è il virus respiratorio sinciziale. Il virus è molto pericoloso, soprattutto nei lattanti, ma è un virus ben conosciuto con una prognosi favorevole. Adesso andiamo a vedere assieme i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Li vediamo con la regia di Fabio Verin, che ci insegue sempre, che ci accompagna in questa scorribanda fra informazioni, foto, video e collegamenti che non sempre è facile da gestire. Allora, sono 508 i nuovi positivi riscontrati con i tamponi nelle ultime ore, sono 9.945 le persone attualmente positive al Covid in Veneto. È un numero sale molto lentamente, ma sale, ricordiamo eravamo a 10.000 qualche giorno fa, poi era sceso sotto quota 9.000 e adesso sta salendo in modo costante, magari non rapidissimo ma costante. Siamo infatti a 479.017 persone positive dall'inizio dell'emergenza, sono 457.251 le persone che si sono negativizzate, purtroppo sono 11.821 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Con questi numeri c'è da aspettarsi anche una pressione maggiore sulla sanità. E allora andiamo a vedere assieme quelle che sono le situazioni dei vari ospedali, delle varie ULSS del Veneto. Vedete, questi sono tutti i numeri che riguardano tutti gli ospedali della nostra regione, perché in questo momento abbiamo 203 persone ricoverate in area non critica, di cui 165 che sono ancora positive, 38 che si sono negativizzate. Sono 37 le persone ricoverate in terapia intensiva, un numero insomma decisamente basso, però non da prendere sotto gamba, di cui 31 ancora positive, 6 che si sono negativizzate. A conti fatti possiamo dire che abbiamo 196 persone ricoverate fra l'area non critica e la terapia intensiva ancora positive in Veneto. Finché siamo sotto quota 200 comunque è segno che la sanità sta reggendo egregiamente alla spallata la pressione di questa fase molto delicata, molto critica del Covid. Sono 4 in meno, ovvero un bilancio negativo di 4 unità per quanto riguarda l'area non critica e un bilancio purtroppo positivo di 4 unità per quanto riguarda invece la terapia intensiva. C'è da segnalare anche un decesso. Questi erano i dati del contagio, dell'emergenza, dei ricoveri, quindi per quanto riguarda la diffusione del virus. Come ha detto Zaia nell'ultima conferenza stampa in cui ha parlato della situazione del Covid, i numeri crescono lentamente ma in modo costante e crescono. C'è da capire poi le ricadute sanitarie di tutto ciò, le ricadute anche per la quotidianità di ognuno di noi. Al momento però insomma l'incidenza resta quella di una situazione sotto controllo. Adesso facciamo l'ultima brevissima pausa pubblicitaria. State con noi perché fino alle 13.30 siamo qui per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Dobbiamo ancora vedere i dati delle vaccinazioni che crescono e corrono in modo deciso. Ci sono anche delle ricorrenze di questi giorni di cui parlare, quindi state con noi, torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi fino alle 13:30 per raccontarvi, informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, prima di andare avanti con la nostra informazione, ricordiamo due ricorrenze che cadono oggi. Da una parte, 3 anni fa, lo ricordiamo, è arrivata Vaia, erano gli ultimi giorni di ottobre, addirittura era il 26 quando arrivarono le prime notizie. Attenzione, sta per piombare sul Veneto, ma non solo sul Veneto, perché poi anche il Friuli e anche il Trentino hanno avuto i loro grossi problemi. Qualcosa di veramente grosso, ce lo raccontava l'assessore Giampaolo Bottacin solo qualche giorno fa, proprio per ricordare com'era iniziata quella serie di eventi atmosferici davvero drammatici che hanno cambiato il volto di parte della montagna del Veneto in generale. Ci sono delle zone che non sono più quelle di prima. Un esempio su tutti, la piana di Marcesina, sull'altopiano dei 7 comuni, è cambiata completamente, non ha più i punti di riferimento che aveva per le persone che la frequentavano. È un luogo decisamente diverso. Ne parleremo di sicuro nei prossimi giorni, sia nei nostri telegiornali che con qualche produzione in più su questo tema. Quindi 3 anni fa, 100 anni fa invece succedeva una cosa molto importante per la narrazione del Milite Ignoto, perché alle 11 di mattina del 28 ottobre del 1921, a 3 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, Maria Bergamas, madre di un irredentista scomparso in guerra, mai più tornato e mai più neppure ritrovato, sceglieva una delle 11 salme portate da tutti i teatri di guerra del fronte italiano, portate nel Duomo di Aquileia. Era l'inizio della storia del Milite Ignoto, erano state scelte 11 salme senza nome, trovate, scavate, identificate in alcune aree. Nessuna di queste aveva un nome. Si va dalla parte vicentina, dalla parte addirittura anche del Trentino, fino al Friuli, 11 zone di guerra, 11 salme portate ad Aquileia. Maria Bergamas ne ha scelto una poi c'è tutta una storia anche drammatica su quei momenti così forti, così anche pesanti dal punto di vista emotivo per tutta una nazione che ricordava ancora quel che era successo solo 3 anni prima. Insomma, fu scelta una salma che divenne quella del Milite Ignoto, partì da Aquileia. Domani si ricorderà la partenza del treno, il treno che attraversò l'Italia tra ali di folla. Ci sono immagini veramente incredibili da vedere di quell'epoca. Fu portata a Roma, poi fu tumulata in un sarcofago di pietra del massiccio del Grappa, in quello che è l'altare della patria. C'è tutta ovviamente una narrazione di quell'epoca che può sembrare superata, però insomma la memoria della Prima Guerra Mondiale, la memoria di quello che è successo in quegli anni passa anche dal centenario del Milite Ignoto. Noi ce ne stiamo occupando, ormai lo seguiamo da settimane con tutti gli eventi che si susseguono. Ci saranno eventi anche ad Aquileia, ne parleremo nei nostri telegiornali di questa sera, quindi giornate anche di ricordo, di rievocazioni, se non celebrazioni, però di memoria, sia dei fatti atmosferici gravissimi di qualche anno fa, sia di quello che è successo 100 anni fa, non solo in Veneto. Adesso ripartiamo con la nostra informazione, chiusa questa parentesi rievocativa, e andiamo a vedere gli ultimi dati sull'emergenza coronavirus. Sono i dati dei vaccini, perché ieri sono state somministrate 13.000 dosi. Di queste, ed è un dato che continua a destare sorpresa, solo 1.352 sono prime dosi. È sempre più difficile fare prime dosi, è un dato ormai incontrovertibile e pare che sia raggiunto l'apice di quello che si può vaccinare, delle persone che sono disposte a sottoporsi a questa campagna vaccinale. Sono 5.755 i cicli completati e sono 5.933 le addizionali. Il fatto che le terze dosi siano più dei cicli completati ci dice qualcosa, vuol dire che una parte della campagna vaccinale ha subito un certo rallentamento decisamente visibile. Sono 3.687 3 milioni
mancava un punto. Sono 3.687.000 le persone che hanno avuto la prima dose, ovvero il 76% dei veneti. Sono 3,5 milioni le persone che hanno il ciclo completo, ovvero il 73% dei veneti. Sono 3,6 milioni quelli che hanno o una dose o prenotati per la seconda dose. Sono già 86.000 invece le persone che hanno avuto la terza dose, il booster, l'addizionale. Siamo quasi al 2% della popolazione. Pare che prima o poi si debba estendere a gran parte della popolazione la terza dose. Vedremo quando ci diranno qualcosa di più preciso. Queste sono le percentuali che non cambiano di molto. Vediamo che comunque l'84,3% dei veneti è coperto con una prima dose. Siamo a 81 per il ciclo completo. Dovremmo essere ormai a ridosso di quella immunità di gregge di cui si parla da mesi. Disabili e vulnerabili sono ben coperti, e vediamo che il grafico segna ormai una stanca, purtroppo. Vuol dire che insomma quello che si poteva fare, quello che si poteva raggiungere è stato raggiunto, però una fase un po' di stanca nella campagna vaccinale. Questi erano i dati, vedremo poi nei prossimi giorni come proseguirà questa situazione, se avremo da raccontare invece un nuovo innalzamento nel numero dei vaccini, oppure se racconteremo l'arrivo importante della terza dose. Torniamo al nostro telegiornale, cambiamo argomento, voltiamo pagina, parliamo della cronaca. Francesco Rattai ci ha raccontato poco fa delle novità riguardanti l'incidente che è costato la vita a 3 ragazzi in provincia di Rovigo, la città sconvolta per questa vicenda. Abbiamo raccolto alcune voci, sentite. Un fiore appena posato dalla mano di un'amica, un gesto per ricordare quei 3 ragazzi che non ci sono più. Sì, ho portato un fiore perché il ricordo di questi ragazzi comunque che hanno perso la vita ieri sera è giusto. Li conoscevi? Sì, li conoscevo, in particolare 2 di loro, e ovviamente mi dispiace davvero tanto per quello che è successo. C'è sbigottimento ed incredulità per queste 3 vite spezzate. 4 amici per la pelle, compagni di scuola e di passioni, la musica e lo sport. Filippo Bettarello, 17 anni, frequentava l'ENAIP di Rovigo. Forte il suo amore per il rap con cui si cimentava. Un ragazzo sfortunato che qualche anno fa era rimasto orfano di mamma. Marco Stocco, l'unico maggiorenne e con la patente, frequentava l'Ipsia di Rovigo. Suo padre è istruttore di scuola guida. Marco la sera, nei fine settimana, consegnava pizze. Era anche un grande appassionato di motori. Michael Zanforlin, 17 anni, invece, aveva lasciato la scuola e da poco aveva iniziato a lavorare in un'azienda agricola a Lusia. Gli amici dei 3 ragazzi su internet stanno organizzando una fiaccolata in loro onore. L'appuntamento è in piazza Vittorio Emanuele a Rovigo, sabato prossimo alle 20. Una tragedia che ha colpito l'intera comunità rodigina, che per voce del suo sindaco si stringe alle famiglie dei 3 ragazzi morti. Siamo veramente distrutti, non possiamo che stare vicino in questo momento alle famiglie che stanno conoscendo un momento di dolore straziante, 3 giovani vite spezzate e una quarta che sta lottando in questo momento in ospedale. Ovviamente ci auguriamo che possa riprendersi nel più breve tempo possibile. Questo è il momento del dolore, è il momento di rimanere vicini alle famiglie, è il momento di stringersi tutti insieme. Rimaniamo nella pagina della cronaca, ma ci spostiamo nella Marca, dove sono state vendute centinaia di auto di lusso senza IVA. Se ne sta occupando la Guardia di Finanza. Oltre 500 autovetture comunitarie usate vendute con un'evasione IVA pari a 1,5 milioni di euro e un giro di affari di 8,5 milioni di euro. Così la Guardia di Finanza di Treviso ha notificato la conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 7 soggetti trevigiani indagati per associazione a delinquere e truffa, 6 dei quali già destinatari di un'ordinanza cautelare di arresti domiciliari nel novembre 2020 e di un sequestro preventivo di circa 500.000 euro. I soggetti importavano le auto usate in 3 concessionarie trevigiane tramite un'agenzia di pratiche auto con sede in provincia di Treviso, la quale assisteva gli indagati nelle operazioni di matricolazione.
Le autovetture sono state vendute tra il 2015 e il 2020 a clienti ignari residenti all'interno del territorio nazionale, inducendo gli uffici della motorizzazione civile di Treviso, Venezia, Vicenza, Padova, Belluno, Pordenone, Udine, Bolzano, Latina, Palermo e Catanzaro a credere che l'IVA fosse stata versata in altri paesi europei, quali Germania, Francia, Spagna e Belgio. I finanzieri hanno inoltre contestato 64 violazioni a clienti e venditori responsabili di aver pagato le autovetture in contanti oltre la soglia stabilita, con sanzioni che potranno arrivare fino a un massimo di 4.867.000 euro. Andiamo a Vicenza, dove c'è stata un'aggressione in piena notte. Aggredito da due individui che volevano rubargli portafoglio e cellulare. È successo ad un cittadino del Bangladesh stanotte intorno all'1 in Viale Milano. La violenta colluttazione, poi gli uomini delle volanti chiamati sul posto a seguito di una perlustrazione della zona sono riusciti ad intercettare i due sospettati. Uno dei due è riuscito a scappare facendo perdere le sue tracce in via Legione Antonini, mentre l'altro, bloccato e perquisito dagli agenti, è stato trovato con il portafoglio della vittima. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti hanno potuto ricostruire la dinamica dei fatti e il cittadino del Gambia, 33enne regolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per rapina in concorso. In corso le indagini per l'individuazione del complice. Aggrediti anche i controllori della linea pubblica su gomma nel Trevigiano. Sentiamo. È stata ripristinata come promesso la corsa delle 14.30 della linea Treviso-Derzo Portogruaro dopo le segnalazioni di disservizio che avevamo raccolto ieri da alcuni ragazzi costretti ad attendere quasi un'ora prima di salire sul mezzo che li avrebbe portati a casa. Mom aveva segnalato che anche in questo caso il problema consisteva nella mancanza di personale, con almeno 40 autisti che continuavano a rifiutarsi di fare anche il tampone, lasciando così a piedi decine di corse. Da qui il taglio. Oggi però la corsa è stata effettuata e alcuni controllori sono saliti sul mezzo proprio alla fermata incriminata per verificare che la capienza non superasse l'80% come previsto da decreto. Una volta saliti sul mezzo però sono stati aggrediti. E appena sono saliti sono stati aggrediti da 3 personaggi, i quali hanno cominciato a usare la forza e a creare dei problemi. È arrivata la polizia, gli occupanti dell'autobus sono stati trasferiti su un secondo mezzo. Sono riusciti a rintracciare i primi 2 personaggi, perché oltretutto uno di questi aveva anche aggredito una nostra verificatore donna, che è stata portata via anche il telefono. Poi l'amara sorpresa. Una parte di questi passeggeri, non tantissimi ma una decina, erano sprovvisti di biglietto e anche di titolo di viaggio. 10 persone senza biglietto su 72 presenti sul mezzo. Mom farà la sua parte, ha promesso gli studenti non subiranno disservizi, ma invita a pagare il costo della corsa a tutti. La corsa noi la manteniamo. Il messaggio che noi stiamo dando in questo momento è che pian pianino stiamo riducendo le corse non garantite. Siamo riusciti da domani a garantire tutte le corse scolastiche del mattino. Non avremo più una corsa scolastica che sia tagliata. Rimaniamo in tema scolastico perché c'è stata un'aggressione tra minorenni fuori da una scuola di Vicenza, tutto al vaglio da parte dei carabinieri. Pestata fuori da scuola da altre 5 ragazze, tutte minorenni, le protagoniste del video circolato su Facebook, poi rimosso, che ritrae la rissa consumata alla fine delle lezioni davanti ad un istituto scolastico superiore di Schio, in cui si distinguono 5 giovani che con calci, percosse, tirate di capelli aggrediscono la studentessa sotto gli occhi di altri studenti che tentano di intervenire. La ragazza avrebbe riportato una prognosi di 7 giorni. Il video e la vicenda sono al vaglio dei carabinieri di Schio, dove la mamma della ragazzina ha presentato denuncia questa mattina. Torniamo invece in provincia di Treviso per una razzia che c'è stata ai danni di 2 anziani in casa. E hai messo tutta la roba che io ho fatto, era guardare cosa che io ho trovato a portare via. E qua questa roba qua. E io si pensa se uno è avanti con bastone così dai, mette copa.
È ancora scosso Alfredo Chiarato, la percezione di aver corso un pericolo non gli dà pace, pensa ancora a quando era in cucina con la moglie Irma e ai 2 ladri senza scrupoli che sono riusciti ad entrare nella sua casa in via Altinia, nella campagna di Bonisiolo a Mogliano, per fare razzia di tutti i ricordi in oro della famiglia. Il 95enne è convinto che se li avessero sorpresi forse avrebbero potuto subire la loro violenza. Noi ieri in cucina andremo a fare la cena e io li passai di liscio in una sola. Queste che ho trovato si è pila. Il figlio Giorgio, che abita di fianco ai genitori, ha già subito 2 furti. Sono entrati dal portoncino, saranno state le 7:30, le 19:30 diciamo circa, e loro non hanno sentito perché stavano cenando. Sono andati sopra, hanno fatto quello che hanno voluto e poi si sono chiusi nella stanza di mia sorella e l'hanno chiusa a chiave. E poi sono scesi dalla tapparella là. Dai, scappai. Era aperta la finestra e mi ha chiuso la porta di là, in modo che non dicevano di sopra e mi trovavo la porta chiusa. I ladri, una volta raccolto tutti i gioielli, compresa una dentiera in oro, sono scappati per i campi. E il vidrio qua, adesso vediamo proprio sul cantone qua. L'anziano ha ripercorso, grazie alle tracce, tutta la loro fuga, compreso dove hanno aperto tutte le scatole del portagioie, nello stesso punto dove è stato trovato il bastone. I 2 coniugi hanno sporto denuncia ai carabinieri di Mogliano, che hanno fin da subito aperto delle indagini. Rimane l'amarezza di aver perso tutti i loro ricordi. Di una certa età, guarda, non so io da provare certi dispiaceri. Proprio perché, guarda, è grande a portarmi via tutto, via l'oro, via tutto il mio oro. Niente, così. Siamo qua 2 vecchi, io 95 e mia moglie 90, si potrebbe vivere tranquilli e invece abbiamo quelle soddisfazioni qui. Nel Bassanese invece 2 anziane sono state raggirate, truffate. Ancora anziani nel mirino di gente senza scrupoli, vittime questa volta 2 sorelle di 81 e 84 anni residente in quartiere 25 aprile a Bassano. Le 2 martedì all'ora di pranzo hanno aperto la porta a una donna che chiedeva di visionare l'appartamento in vista di un prossimo trasferimento, parlando contestualmente di una zucca di Halloween da donare al figlio. Le donne l'hanno accolta nella loro abitazione lasciando però aperta la porta. Da qui è entrata una complice che, approfittando del fatto che le 2 fossero impegnate a mostrare la casa, è riuscita a rubare 1.000 euro in contanti e alcuni monili per poi scappare, seguita a ruota dall'amica. È stato questo atteggiamento che ha insospettito le 2. Da un rapido controllo, ma ormai era troppo tardi, hanno notato di essere state raggirate e derubate. Non è rimasto che denunciare al 113 l'accaduto, fornendo agli agenti una descrizione delle 2 malviventi. A Castelfranco invece è stato arrestato un minore che aveva 25 kg di marijuana in una roulotte. 17 anni, studente, nessun precedente, diversi problemi comportamentali a scuola, ma non tanto da pensare che potesse essere un trafficante e rifornitore seriale di marijuana per tutti i giovani della zona castellana e non solo. D'altronde la materia prima non mancava. 25 kg di droga, quanta ne hanno trovata i carabinieri di Castelfranco nella roulotte diventata il magazzino dello stupefacente. Il mezzo si trovava nei pressi di un bosco della Pedemontana, una roulotte abbandonata che per il giovanissimo si era trasformata nel luogo ideale dove stoccare la marijuana e confezionarla lontano da sguardi indiscreti. Non tanto lontano però da quanto credeva, perché alcuni residenti della zona, amanti delle passeggiate, avevano notato il ragazzo e il suo fare sospetto, soprattutto quando chiudeva con il lucchetto la roulotte abbandonata, coperta peraltro con un telo oscurante. Segnalazione ai militari dell'arma e poi le indagini. I carabinieri lo hanno bloccato proprio mentre stava entrando nel mezzo, con aria guardinga e un'evidente tensione nel volto. Dentro i 25 kg di marijuana parzialmente essiccata che occupava buona parte degli spazi della casa mobile. Sopra una mensola della cucina era riposto tutto l'occorrente per il confezionamento. Buste di cellophane ritagliate, una forbice, 2 coltelli e un cutter, tutti con le punte ancora intrise di residui di marijuana e infine 3 bottiglie di liquido fertilizzante utile alla coltivazione.
Un giro d'affari che avrebbe portato ad almeno 25.000 euro di guadagno. Inevitabile l'arresto del 17enne, misura confermata con la restrizione della permanenza in casa a Castelfranco, mentre i carabinieri stanno ricostruendo il suo giro di clienti e il canale di approvvigionamento della droga. Chiudiamo la pagina della cronaca con un'operazione della Guardia di Finanza in altopiano. Lotta al lavoro sommerso, scoperti dalla Guardia di Finanza in un ristorante di Asiago 2 lavoratori in nero e 2 irregolari, in quanto pensionati che prestavano senza alcun contratto la loro opera come camerieri in via occasionale. Le Fiamme Gialle hanno multato i titolari del locale con una sanzione di 3.600 euro e l'Ispettorato al Lavoro ha disposto la chiusura. Il provvedimento di sospensione dell'attività è stato però revocato, visto che i lavoratori sono stati regolarizzati e sono state versate le dovute sanzioni. Mettiamo da parte la cronaca. Allora, dicevamo poco fa che si parla in questo periodo del centenario del Milite Ignoto, le celebrazioni per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale sono finite da pochi anni, ma restano ancora i monumenti della memoria in molte zone del Veneto, della montagna veneta, anche parliamo del Monte Grappa, parliamo del sacrario dell'Eiten Asiago, conosciamo il sacrario sul Pasubio, ci sono tanti altri ossari sacrari, vestigia della memoria di quel che è successo più di 100 anni fa nel nostro territorio. Bassano ha un tempio ossario decisamente importante. Abbiamo un po' fatto il punto della situazione in occasione delle operazioni di abbattimento dell'ex base NATO sul Monte Grappa. La memoria della Grande Guerra, del nostro territorio, dei nostri nonni, passa anche attraverso i sacrari militari, luoghi che raccontano storie di coraggio e di dolore. Visitarli oggi diventa un tributo al sacrificio, al valore, in un viaggio nel segno della memoria. Ricordare, o meglio ricordarseli, è importante sempre, a maggior ragione nell'anno del centenario del Milite Ignoto. E così il primo passo, l'abbattimento dell'ex base NATO di Cimagrappa, è stato fatto, ma la strada per ridare dignità a quei luoghi, a quei morti, è ancora lunga e non ci si può perdere né tra i corridoi della burocrazia né nelle sale d'attesa del disinteresse. Cimagrappa vedrà nei primi mesi del 2022 un restyling che riporterà la vegetazione nell'area della base NATO e un'importante opera di riqualificazione dei sepolcreti della caserma Milano e della Galleria Vittorio Emanuele III. Ma il Grappa è una tappa. C'è il Tempio Ossario, c'è il Sacrario dell'Eiten di Asiago, luoghi che necessitano di interventi per la messa in sicurezza, per non chiudere più, per vincere le incurie del tempo e le infiltrazioni d'acqua. C'è moltissima attenzione riguardo ai sacrari militari in generale in tutta Italia. Tenga conto che il Commissariato Generale gestisce circa 200 sacrari a livello nazionale e all'estero, più è responsabile per l'alta vigilanza su altri 1000 sacrari. Non di meno abbiamo anche un'attenzione particolare per l'area del nord-est, ovviamente per motivi storici legati alle celebrazioni per la Grande Guerra. In quest'area, oltre a aver concentrato in priorità l'attenzione sul Sacrario di Cimagrappa, l'anno prossimo, con il supporto della struttura di missione della Presidenza del Consiglio per la celebrazione degli anniversari nazionali, dovrebbero essere avviati finalmente i lavori di restauro conservativo dell'intero complesso. Ma non stiamo trascurando nemmeno gli interventi su altri siti, quale il Tempio Ossario di Bassano del Grappa, che è l'attenzione del Commissariato Generale della struttura di missione per trovare una soluzione alle storiche carenze strutturali che sono emerse nel tempo. È questione di rispetto per la storia, per la memoria, per non dimenticare, o meglio ancora, per ricordare, per ricordarseli. Abbiamo parlato in questo servizio anche del Tempio Ossario di Bassano del Grappa. Si ricorderanno i nostri telespettatori che una battaglia di memoria e anche insomma, di civiltà è partita proprio con uno squillo di tromba della nostra
emittente, squillo che è stato raccolto da politici, amministratori, privati, cittadini, associazioni combattentistiche ed Arma, e alla fine, grazie a una pressione anche mediatica, il Tempio a Sacro è stato riaperto. Adesso bisognerà capire che cosa succederà nell'immediato futuro e soprattutto quando saranno passate le celebrazioni del Milite Ignoto. L'obiettivo naturalmente è quello di non vederlo richiudere, ma avremo tempo di parlarne. Nel frattempo, proprio davanti al Tempio Ossario sono stati cambiati i cartelli, i cartelloni, chiamiamoli più che pubblicitari, informativi, e si basano tutti sul Milite Ignoto. Unico grande abbraccio, quello tra il Milite Ignoto e gli oltre 5.000 soldati che come lui hanno perso la vita durante il primo conflitto mondiale e che riposano all'interno del Tempio Ossario. Nel centenario del Milite Ignoto, Bassano tira fuori dal cassetto i suoi ricordi e ripercorre gli avvenimenti del 1921 con i nuovi pannelli esposti all'esterno del sacrario. Ecco la camera ardente delle 4 bare di altrettanti soldati senza nome allestita presso la casa del soldato. Quindi l'immagine dell'uscita del corteo funebre dalla caserma Cimberle-Ferrari e in questa foto il corteo che imbocca Viale Venezia da Viale delle Fosse, scortato dai carabinieri in alta uniforme. Il carro ferroviario, fotografato presso la stazione di Firenze, racconta il viaggio del Milite Ignoto fino a Roma. Eccolo portato a spalla dalle medaglie d'oro della Prima Guerra Mondiale fino all'altare della Patria. È ricordare ancora una volta che c'è un legame forte tra Bassano e il Milite Ignoto, che proprio nella città del Grappa scrisse parte della sua storia. Come dicevamo, torneremo sul tema del Milite Ignoto, di questo centenario, già questa sera nei nostri telegiornali arriveranno delle immagini molto interessanti da Aquileia, potremo un po' ritornare su questo tema così caro a molti nostri telespettatori. Prima di chiudere leggiamo un lancio d'agenzia che ci dice che salgono i contagi, calano le vaccinazioni, questo a livello nazionale, in 7 giorni più 43% di nuovi casi, meno 53% di nuovi vaccinati. Si registra, dicono dall'ANSA, un netto aumento dei casi settimanali di Covid-19 che sono passati da 17.870 a 25.585. Quindi, come abbiamo visto con i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, effettivamente qualcosa sta cambiando. Cercheremo di capire nei prossimi giorni dove andiamo, ve lo raccontiamo tutti i giorni con il Focus TG. Ringraziamo Fabio Verin e Renzo Rigon in regia per averci consentito di portare nelle vostre case tutte queste notizie. Ringraziamo tutti i nostri colleghi, ringraziamo anche voi per averci seguito fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.